ma anche diversi eroi che allora erano ostacolati e diversi collusi che dapprima solo giornalisticamente erano stati sventati, smascherati, quando erano rispettati e potenti. Mi fermerò soltanto succintamente su 6 di questi processi, perché sono i più sensazionali e con più grandi risonanze nazionali e conseguenze importanti. Ma prima voglio enunciare proprio 2 paradossi, perché sono curiosi e sotto un certo profilo anche grotteschi. Perché noi eravamo in realtà fra 2 fuochi. Da un lato una bomba sulla tipografia, 3 giornalisti uccisi, e dall'altro una gragnola di querele. È un po' buffo che in seguito a cose che avessi scritto Palazzo di Giustizia mi imponesse una scorta di polizia. Cioè da un lato mi condannavano in aula, dall'altro mi proteggevano. È un po' buffa la circostanza, però vuol dire anche qualcosa sulla sostanza di ciò che veniva scritto, io penso. Io avevo scritto una volta un fondo di prima pagina sui cugini Salvo a proposito dell'uccisione del colonnello russo dei carabinieri da poco in pensione, in cui, rivolgendomi alla procura, chiedevo proprio: ma cosa aspetta la procura a convocare i cugini Salvo per sentirli quantomeno, se non come indagati, come persone alla conoscenza dei fatti? Sono tutti e 2 morti da tempo, uno ammazzato e uno nell'infermeria del carcere sotto i ferri durante un'operazione chirurgica dopo il suo arresto, ma ci arrivarono in ritardo, noi ci eravamo arrivati prima a certi collegamenti, a certe conclusioni. Voglio dire poi qual è il secondo paradosso. Io credo di essere stato l'unico cittadino italiano denunciato alla magistratura ordinaria dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, che ha ottenuto molti brillanti risultati, ha fatto molte belle relazioni, ma non ha mai denunciato nessuno. E questo processo è durato 10 anni prima di essere archiviato. Archiviato perché è grottesco, perché il reato che avevo commesso che cos'era? Violazione di segreto istruttorio. Io a quell'epoca lavoravo alla redazione romana dell'Ora e seguivo i lavori della Commissione antimafia, e non vi dirò qui come, perché questa è una cosa che fa parte del nostro mestiere. Ero entrato in possesso di un documento delicatissimo della Commissione, che era il rapporto della Commissione antimafia ai presidenti delle 2 Camere sulla fuga di Luciano Liggio dalla clinica in cui era ricoverato per ulcera mentre era detenuto, e che avvenne in circostanze abbastanza strane e misteriose per omissione di vigilanza anche. Questo documento lo pubblicò. Commise una gaffa nei confronti della Commissione, forse, perché la Commissione non aveva ancora inoltrato ai Presidenti delle Camere questa relazione, e quindi non solo i Presidenti delle Camere, ma anche il Capo del Governo e il Quirinale, che l'avrebbero avuta poi dai Presidenti delle Camere, la lessero prima qualcuno sull'Ora e gli altri su tutti gli altri giornali italiani che la ripresero dall'Ora. Saltò il procuratore capo della Repubblica di Palermo, saltò il Presidente del Tribunale, credo fosse la Terlita quella volta, saltò il prefetto. Si dimise il Presidente della Commissione antimafia, che era Cattanei allora. E uno scandalo nazionale. Che si fa? Si denuncia il giornalista che ha rivelato questa cosa. Io per la verità non lo sapevo che non l'avevano ancora trasmessa, che la stavano trasmettendo. L'ho avuta nottata. Sono stato interrogato per 6 ore di fila dalla Commissione antimafia, ovviamente non rivelando la mia fonte, e
10 anni soltanto si decise, perché ovviamente imbarazzatissima la magistratura ordinaria su una sentenza di questo genere, decise l'archiviazione, ma dopo 10 anni. Di questi 6 processi che voglio adesso accennare, uno non riguarda me, uno solo. Riguarda Vittorio Messico e Mario Farinella. Ed è il processo intentataci dall'onorevole Gioia, segretario provinciale della DC di Palermo, per quello che avevamo scritto sull'uccisione del sindaco DC di Camporeale e anche segretaria della sezione DC di quel comune, Pasquale Almerico. È già stato citato stamattina, non ricordo da quale dei colleghi intervenuti. Almerico più volte si era rivolto a Palermo per dire: frenate la mafia qui, io mi trovo la mafia nella sezione del partito, onorevole Gioia per favore intervenga, faccia qualcosa, perché me li trovo in comune, me li trovo nel partito, come se potessero dare ordini a me, che sono segretario politico del posto e sindaco di questo paese. Gioia non ha mai risposto. Una sera, mentre Almerico torna a casa, nella strada che percorre per raggiungere il suo portone, improvvisamente manca l'illuminazione stradale, tutto buio, nel buio 2 scariche di lupara e Almerico resta lì per terra. Quel memoriale lui l'aveva mandato anche a Lora ne fa, Gioia non ne aveva fatto uso, l'aveva consegnato praticamente ai suoi assassini. Lora lo scrive, pubblica il memoriale di Almerico. Listicò e Farinella scrivono uno un servizio e l'altro un fondo del giornale su questa cosa, querela di Gioia. Questo processo dura abbastanza a lungo e si conclude in un modo assolutamente eccezionale e che fa onore a questi 2 giornalisti, perché anche questo è un caso raro. Vengono assolti, ma assolti con una sentenza che è frutto anche di una petizione fra gli avvocati delle 2 parti, per cui Gioia usa questa sentenza come una propria patente di essere un angioletto con le ali bianche e la coroncina in testa, e a questo punto Vittorio Messico si ribella. Io ricordo quel giorno, proprio per la sfuriata che lui, urlando contro i muri, ha fatto, prendendosela anche con gli avvocati, rifiutano l'assoluzione, stracciano la sentenza, si ritorna in aula, si fanno condannare, perché Vittorio lo dice, lo scrive: è preferibile che noi siamo condannati piuttosto che col nostro consenso circoli una patente di innocenza per l'onorevole Gioia. Guardate che è un episodio abbastanza raro, non voglio dire unico ed eccezionale, ma abbastanza raro nella storia della magistratura, del giornalismo e della politica di questa disgraziata città.